Questa torta salata vi salverà la cena in soli 30 minuti. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Partiamo dalla farina. 300 g di farina 00, 3 uova intere, 10 g di zucchero e 10 g di sale, un vasetto di yogurt bianco, bicchierino di olio di oliva, sono circa 60 g, 80 g di parmigiano grattugiato. Ho preso la bustina, che questa qua è giusto 60 g, e iniziamo a mescolare. Adesso uniamo una bustina di lievito istantaneo per torte salate e 2 zucchine che avevo grattugiato, ecco qua, e adesso mescoliamo tutto insieme. Prendete, io lo faccio nello stampo da plum cake, ma potete prendere anche un rutillo così come preferite. Io lo faccio nello stampo da plum cake e ci verso metà del composto che abbiamo preparato. Metà del composto l'ho messo nello stampo, adesso aggiungo formaggio e prosciutto cotto. Voi potete farlo con la scamorza o con quello che vi avanza nel frigorifero. Ecco qua, vedete, prosciutto cotto e formaggio. E adesso aggiungo l'altra metà dell'impasto che era rimasto. Adesso livellate bene tutto così, e poi, se volete, sopra ci potete aggiungere un po' di semini di sesamo, se vi piace. Se non vi piace non ci mettete. In forno a 180 gradi per 35 minuti, ogni tanto diatela da un occhio. Eccolo qua ragazze, è pronto. Assaggiamo. Mami. Mi ragazze, che cos'è? Voi scrivete a me nei commenti se fate questa torta salata.